Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. Presentati i risultati di 2 iniziative del progetto Giovani, nato per sostenere i giovani nella realizzazione delle loro idee e iniziative. Login Season 2 ha rafforzato la rete dei 66 enti del terzo settore che operano a beneficio dei giovani. Il percorso per accompagnare la nascita del futuro forum regionale Ligure dei giovani, invece, ha già più di 100.000 visualizzazioni sui social e oltre 60 giovani coinvolti nella progettazione. È stata firmata a Sarzana l'intesa tra Regione Liguria e il Comune per tutelare il commercio. Stop quindi a Basare Mini Market ma anche Sexy Shop con proro, sale giochi e scommesse nel centro storico della città, con l'obiettivo di privilegiare invece un commercio di qualità e di vicinato. L'autoinfermieristica in Valle Scrivia sarà operativa per tutta l'estate. Continua così la sperimentazione del mezzo di soccorso avanzato che era stata avviata nell'aprile 2026 per far fronte alle criticità temporanee determinate dai cantieri autostradali e per assicurare una risposta ancora più efficace del sistema dell'emergenza-urgenza. Regione Liguria ha partecipato al tavolo per definire le aperture estive e i futuri lavori del tunnel di Tenda e ha ottenuto che dall'11 luglio il passaggio apra dalle 6 alle 21 dal lunedì al giovedì e dalle 6 alle 23 dal venerdì alla domenica. Ad agosto l'apertura sarà tutti i giorni dalle 6 alle 23 per poi arrivare a una progressiva reintroduzione delle fasce orarie in vista dei nuovi lavori. Dal 16 al 18 luglio il Golf Club Genova Sant'Anna ospiterà Lega European Team Championship for Golfers with Disabilities. Questo campionato rappresenta al meglio i valori di inclusione, uguaglianza e rispetto e sarà un'importante occasione per valorizzare il territorio e il movimento golfistico ligure a livello internazionale. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.